stati invitati come esterni, io e il mio collega Francesco Casu, regista multimediale, io mi occupo di architettura. Gianni Serrelli ci aveva invitato come, diciamo, portatori di possibili utilizzi, a parte lo studio, diciamo, la storia che le torri in sé custodivano, ci si chiedeva se potessero essere in qualche modo riutilizzate. Noi crediamo, come gruppo lavoriamo da tempo in Sardegna, anche sul territorio nazionale, su ciò che le nuove tecnologie possono consentire, soprattutto nel recupero e nel riutilizzo di, diciamo, di beni culturali, nello specifico in questo caso le torri costiere appunto hanno questo tipo di, svolgono questa funzione, ma l'uso diciamo, delle nuove tecnologie per la promozione culturale. Il progetto Torri multimediale nasce appunto analizzando quello che era lo scopo delle torri costiere, che ricordiamo qua brevemente, ma penso che tutti noi conosciamo. Le torri avevano il compito di difendere il territorio della corona di Spagna, era un sistema difensivo di terra che consentiva appunto il controllo delle coste. Tra le torri sono state costruite e collocate sul territorio tra di loro in modo tale che si potessero traguardare tra l'una e l'altra, anche perché le torri funzionavano appunto per poter comunicare e trasportare informazioni da una parte all'altra in maniera rapida, per far sì che i militari potessero intervenire là dove c'era necessità, perché appunto ci potevano essere c'erano delle incursioni o comunque c'è un pericolo per il territorio, dunque tra una torre e l'altra si comunicavano dei segnali di fumo. Fondamentalmente vedete questa mappa che vi illustra un po' quelli che erano i punti dove sono dislocate le torri sul territorio e le torri tra di loro potevano traguardarsi. Questa idea appunto di traguardare, cioè di avere diciamo di farle divenire un dispositivo di comunicazione, stavo cercando, era un po' quello che noi pensavamo poi di sviluppare, che era l'idea di lavorare su uno strumento che è appunto internet, che nella nostra era contemporanea ci consente di comunicare. Dunque questa dualità tra il comunicare con i segnali di fumo e comunicare invece con gli strumenti della nostra contemporaneità ha riaperto diciamo, il dibattito e l'attenzione sulle torri, pensando di poter far sì che queste torri continuassero e riprendessero a comunicare, ma non più con i segnali di fumo come storicamente avveniva, ma attraverso una rete internet che consentisse in qualche modo di rimetterle in gioco e di farle diventare nuovi punti di comunicazione, che non era più in tempi di pace. Logicamente questo passaggio avviene non più per trasportare informazioni di tipo militare tra una torre e l'altra, ma avviene per trasportare informazioni di tipo culturale. Cioè le torri, con la loro specificità, con la loro storia, con ciò che avevano in qualche modo rappresentato negli anni, divenivano per la prima volta, alla luce di tutti, potevano divenire dei luoghi invece di promozione di un sapere, di una cultura locale. Ringrazio l'architetto Meroni, adesso lascio la parola a Giovanni Serrelli dell'ISA CNR che appunto parlerà del quesito spopolamento costiero a causa delle incursioni barbaresche, che è anche un po' un quesito simile a quello che per esempio alla nostra mazza ci si pone nella lettura del destino finale del paese di Serzera, invasa dai Mori e distrutta o qualcos'altro. Ecco, magari adesso possiamo leggere qualcosa in più. Anch'io ringrazio il dottor Mandi e la dottoressa Corona a nome delle due amministrazioni di Zona Stramazza e Maracalagonis per aver accolto la nostra proposta, che ha comunque anche una ragione, poi ci arrivo.
ringrazio tutti i presenti, speriamo di dare un contributo alla conoscenza e alla divulgazione che è anche il nostro compito. Prima di iniziare, di entrare nel tema, vorrei dire una cosa riguardo il progetto Torri Multimediali, cogliendo l'occasione del fatto che sia presente tra il pubblico anche il Presidente del Consiglio provinciale di Oristano. Le torri sono nei punti migliori della nostra costa, anche la provincia di Oristano ne ha parecchi. Si parla tanto di attrarre i turisti dalle coste all'interno. Quale veicolo migliore? Un collegamento, ad esempio, una torre di Oristano, che so, quella di Tavros, Torre Grande, eccetera, che veicoli un flusso turistico a un museo come Turco Simoros, che ha una ragion d'essere qui a Nostra Mazza, che però è all'interno. Potrebbe essere già una sorta di primo collegamento, sfruttando quanto detto da Olindo Meroni. Speriamo che possa essere uno spunto e un'idea poi. Calagonis, perché nel suo tratto costiero c'è una torre del sistema difensivo del Golfo di Cagliari, la torre de Suvenugu e Torre delle Stelle, e a Nostramazza, che sta all'interno dell'isola della Sardegna, in linea d'aria non tanto, però insomma non siamo sulla costa. Perché? Perché c'è un museo che appunto si chiama Morus et Turcus, la cui cura scientifica è della professoressa Fois, e che ci ricorda un evento traumatico sicuramente, il famoso abbandono degli ultimi abitanti di Uras che si rifugiarono a Serzero, abbandonarono Uras per un'incursione, ma di questo parleranno i miei colleghi. Dunque un problema che ha investito tutta la Sardegna, quello delle incursioni, non solo le coste, tutto il Mediterraneo, tutta la Sardegna, ma non solo le coste, in maniera diretta o indiretta. Ne è anche un segnale a secoli di distanza la poesia di Mario Magia, bellissima, splendidamente recitata da Dino Maccioni. Ma quanto il messaggio, il ricordo della poesia è un topos, è un luogo comune, e quanto invece c'è di reale. Sicuramente parte da fatti realmente accaduti nella storia di un problema che era in tutto il Mediterraneo. Io mi occupo di insediamento di villaggi in tutta la Sardegna, dunque ho provato a analizzare questo territorio, il territorio di Bonorzuri e di Partemontis, a partire dall'XI secolo fino grosso modo al XV secolo, per vedere quanto era popolato questo territorio, quanti villaggi c'erano, e per capire quale fu l'effetto di queste incursioni di Barbarossa, L'inquadramento ovviamente per i secoli di cui parliamo: all'inizio i nostri territori, Bonorzuri e Partemontis, erano due distretti amministrativi del regno giudicale di Arborea. Le fonti sono poche, come sappiamo. Per quanto riguarda il periodo che va dall'XI al XIII secolo, abbiamo tutti i documenti pubblicati nel Codex Diplomaticus di Pasquale Tora, il Condaghe di Santa Maria di Bonarcado, che ci dà alcune notizie, un'epigrafe conservata a San Gavino Monreale, e l'architettura, di solito l'architettura religiosa, che ci dà qualche indizio sull'esistenza o meno degli abitati. E vediamo, appunto, io ho tracciato sulla carta gli abitati che in queste fonti, nella curadoria di Bonorzuri, grosso modo limitata come l'ho disegnata, non so se riuscite a vedere i nomi e i confini, nella curadoria di Partemontis, in Marmilla e nella parte Eusellus, sono attestati da queste fonti. Non è che siano tutti quelli che esistevano, sicuramente ne esistevano altri, ma le fonti ci tramandano questi insediamenti. C'era un castello, che era il castello di Arquentu, che sicuramente doveva vigilare un territorio popolato, altrimenti il castello non aveva ragion d'essere.
e ci sono un certo numero di villaggi anche in Parte Montis. E le fonti di questo periodo le analizzeremo un po' più sistematicamente perché diventano un po' più numerose, ci danno qualche altro dato. Ad esempio il testamento di Ugone II di Arborea del 1336 ci dice che esistevano un certo numero di villaggi, vediamo per varie ragioni, da Arcidano Magno, Arcidano Parvo, Iacca, Gebes, Terralba, Guspili, Mogoro e così via, ma ci dice anche che c'era la villa di Uras distrutta, era spopolata, il suo territorio viene affidato, viene concesso, ma la villa di Uras era spopolata. Ricordiamoci, la villa di Uras è quella protagonista poi dell'epigrafe di cui ci parlerà la collega. Esisteva un'abbazia di Tamis molto importante, San Michele di Tamis, che riceve parecchie donazioni in questo periodo. Vediamo appunto proprio la parte che riguarda Uras. Il testamento dice: Saltum nostrum de Uras positus in confinibus dicte ville. La campagna della nostra di Uras messo ai confini, alla periferia di questo villaggio, que nunc est distrutta, che ora è distrutto. Dunque un territorio assai popolato. In questo caso anche la parrocchia di Uras versa le decime ecclesiastiche al collettore pontificio. In questi documenti c'è un certo Nicola Delacono, rettore de Tuverza. Dunque c'era una chiesa, appena 5 anni dopo che Ugone II l'aveva considerata distrutta. Probabilmente il fatto di donare una terra era un invito al ripopolamento di questo territorio. Poi abbiamo anche Comita Penna, rettore appunto de Gonos de Tramassas, Nicola de Neunza de Siersela, eccetera. Ancora Pro Cappella de Duras, eccetera. Poi ovviamente in altre occasioni potremmo essere ancora più precisi, questo era un saggio così. Vi è anche Uras tra i villaggi che comprano, i cui abitanti vanno a comprare sale a Cagliari. Andavano col carro, con i cavalli, caricavano il sale e poi lo rivendevano nel territorio. Chiaramente soprattutto in periodo di pace, perché durante la guerra tra Arborea e il Regno di Sardegna questi commerci erano pressoché nulli. Quanto? E questo è un documento, diciamo, è una fotografia del 1388. Quanto sia popolata la Parte Montis, quanti villaggi ci siano. Erano piccoli villaggi di poche famiglie, poche centinaia di abitanti, però erano tantissimi. Oltre a quelli esistenti ce n'erano anche altri, da Gemussia, Gozua, Sersela, eccetera, eccetera. E quanto invece risultino pochi gli abitanti in questa immensa, sterminata parte di territorio che è la parte Bonorzuli, detta in questo documento Monreale. Ormai di Bonorzuli non si ricorda quasi più neanche il nome, è chiamata Monreale. Adesso la proporzione si è invertita, sono pochi a Bonorzuli e molti villaggi a Parte Montis.